Con Edicola Bellone, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura del quotidiano Il Corriere delle Alpi. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti nella prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi, ovviamente un aggiornamento in merito alla guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina, Putin, chi ospita jet di Kiev, sarà coinvolto nel conflitto. Prosegue l'offensiva militare. A Mariupol resta sospesa l'evacuazione di 200.000 civili. Zelensky, nuovo appello alla NATO, dateci aerei o tollererete che ci uccidano lentamente. Guerra in Ucraina, salta per il secondo giorno consecutivo l'evacuazione dei civili da Mariupol, monito del Ministero della Difesa russo. L'utilizzo di aeroporti stranieri sarà considerato come l'ingresso di questi paesi nel conflitto. Nuovo appello di Zelensky all'Occidente: se non ci date la no-fly zone, almeno forniteci aerei, o se no anche voi volete che ci uccidano lentamente. Gli approfondimenti li troveremo a inizio di questa edizione del Corriere delle Alpi. La diplomazia, anche Erdogan chiede la tregua, ma ancora nessun risultato sul fronte della negoziazione. Molti colloqui, ma nessuna svolta. Mosca pretende prima la resa da parte di Kiev. Solidarietà, il miracolo degli Ampezzani, in arrivo a 65 profughi, notizia che riguarda di certo la guerra in Ucraina, ma in questo caso la solidarietà della provincia di Belluno e prettamente degli Ampezzani. Il gruppo di privati capeggiato dal veterinario Frison si è autotassato per aiutare un popolo in grande difficoltà. L'approfondimento di Dalmassa, pagina 11. E la foto di copertina è sempre dedicata alla solidarietà bellunese, dal Comelico alla Polonia, gli aiuti in viaggio. 2 camion hanno lasciato il Comelico negli ultimi giorni, diretti in Polonia. Solo un piccolo adesivo sul portellone, il contenuto li differenzia dalle centinaia di altri che risalgono le autostrade del continente per raggiungere i porti e i mercati del nord Europa. È stato un viaggio lungo 14 ore, almeno 1300 km, ma ce l'abbiamo fatta, commenta all'arrivo Alfredo Comis, capogruppo ANA di Santo Stefano. E l'approfondimento di Salmaso lo troveremo a pagina 10. Altri richiami dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, notizie che riguardano prettamente la provincia di Belluno. Per Arolo, schianto in bicicletta gravissimo, una 14enne stava facendo un'escursione con il padre sulla Cavalera, ricoverata in terapia intensiva a Padova. E ancora l'assemblea ABVS, donatori di sangue, l'allarme: persi in un anno 640 volontari del sangue. Vivere l'Agordino, il falegname dell'Andrea, ogni tavola ha la sua storia. 27 anni, ha aperto la sua industria a Selva, le venature ti dicono come usarle. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale e ovviamente in primo piano le notizie riferite all'invasione dell'Ucraina, la strage di Kiev, questo è il titolo del Corriere delle Alpi. I russi assaltano il sobborgo di Irpin, sparano sulla gente in fuga, muoiono una mamma e 2 bimbi, i corpi riversi sulla strada. Zelensky implora aiuto, ci uccidono un poco alla volta, ed ecco appunto scatti drammatici che purtroppo sono la conseguenza di questa assurda guerra che è scoppiata in Ucraina. I MiG-28 della Polonia, pressione su Putin, dobbiamo continuare a mettere pressione su Putin e il suo governo, così il segretario di Stato degli Stati Uniti Anthony John Blinken, che conferma anche la possibilità dell'arrivo in Ucraina via Polonia di vecchi MiG-29. Il piano in 6 punti di Johnson per fermare l'attacco russo. Il premier britannico Boris Johnson ha un piano in 6 punti per fermare Putin e si basa su una coalizione umanitaria che sostenga la difesa ucraina e su una maggiore pressione economica sulla Russia. Ed ecco altri riscatti per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube della fuga del popolo ucraino da questa guerra. I corpi dell'intera famiglia sterminata da un colpo di mortaio russo a Irpin. A destra un sacerdote ortodosso copre il corpo di un morto con la bandiera ucraina, sotto un padre porta in salvo la figlia. Kharkiv, l'agonia di una città, viviamo come topi fra i civili costretti a nascondersi da giorni nei sotterranei della metropolitana. Le nostre giornate sono tutte uguali, scandite dal rumore delle bombe. Mia moglie Anna ed io abbiamo quasi 80 anni, non vorremmo morire in questo modo. Troverete diverse testimonianze raccolte dai corrispondenti del Corriere delle Alpi appunto in questi giorni in Ucraina. Ma sempre a proposito dell'invasione dell'Ucraina, diplomazia, Bennett ed Erdogan provano a convincere lo zar. Macron, presidente della Francia, non cede su nulla. Il premier israeliano e il presidente turco temono che l'Iran si rinforzi. Di Maio, ministro degli esteri italiano, dare aerei all'Ucraina può innescare la terza guerra mondiale.
Il racconto Goodbye Mosca, i brand internazionali stanno lasciando la capitale, tornano razionamenti e ristrettezze della vecchia URSS. E ancora ecco il piano B del governo, c'è l'intesa sul gas con il Qatar, notizia quindi che riguarda il nostro paese come conseguenza di questa invasione dell'Ucraina. Di Maio, sempre il ministro degli esteri, saremo indipendenti, no al ricatto russo, pressing degli Stati Uniti per mettere al bando il petrolio. Mattarella, il Presidente della Repubblica Italiana, faremo tutto ciò che si può, il Capo dello Stato a messa in Santa Sofia e Papa Francesco rincara la dose, è guerra, non una operazione speciale. E l'invio di armi spacca le piazze, Letta, le divisioni aiutano Putin, chiudete il nostro cielo, il motto degli attivisti ucraini ieri in corteo per chiedere alla NATO l'istituzione di una no-fly zone sul paese. E sempre per quanto riguarda l'invasione dell'Ucraina, il cuore degli alpini in 2 camion di aiuti destinati agli ucraini. Questa è la notizia che riguarda la provincia di Belluno, che è collegata ovviamente all'invasione dell'Ucraina. I tir con generi di prima necessità stanno arrivando a Lublino dal Comelico. Il capogruppo Comis ha raggiunto la Polonia in pulmino, un viaggio di 14 ore. Ed ecco appunto il tir che è partito dal Comelico per portare aiuti umanitari alle comunità ucraine. L'articolo a firma di Gianluca Salmaso. 2 camion all'apparenza come tanti hanno lasciato il Comelico negli ultimi giorni diretti in Polonia, solo un piccolo adesivo sul portellone e il contenuto li differenzia dalle centinaia di altri che quotidianamente risalgono le autostrade del continente per raggiungere i porti e i mercati del nord Europa. Al loro interno infatti sono stipati quintali di aiuti raccolti in tempo record dagli alpini del Cadore del Comelico. Oggi alle 11 arriverà a Lublino il primo tir, domani il secondo. Ieri nel frattempo è arrivato il pulmino con a bordo il capogruppo Alfredo Comis, 3 alpini e 2 volontari. È stato un viaggio lungo, 14 ore, almeno 1300 km, ma ce l'abbiamo fatta, commenta Comis. A Lublino c'è un centro della Croce Rossa che ha centralizzato la distribuzione degli aiuti nei tanti piccoli centri di assistenza. E il miracolo ampezzano, un'altra notizia che riguarda l'emergenza in Ucraina e il sostegno e la solidarietà della provincia di Belluno. Siamo a Cortina d'Ampezzo. Il gruppo capeggiato dal veterinario Frison si è autotassato con i pullman e furgoni porteranno in Italia donne e bimbi. Ed ecco appunto uno scatto che rappresenta il gruppo di solidarietà aperto, avviato a Cortina d'Ampezzo. L'articolo a firma di Francesco Dalmas. Il miracolo di Cortina, i volontari improvvisati nel senso che non avevano alcuna organizzazione alle spalle stanno portando in salvo 65 profughi, soprattutto mamme con bambini e ragazzi, perfino neonati. È il miracolo di una solidarietà scaturita dal cuore del veterinario Fabio Frisone e di alcuni suoi amici, tra i quali Alberto Costantini, Ghea e Tatiana Alverà. E sono stati proprio costoro ad arrivare ieri mattina alle 7 ai piedi delle Tofane, trasportando con un pulmino una famiglia di 5 persone raccolte a Medica, al confine tra Polonia e Ucraina, una mamma e 4 figli, di cui appunto uno ancora in fasce. E sempre a proposito dell'invasione dell'Ucraina, Arslan, l'uomo non è capace di imparare dal suo passato. La scrittrice che ha raccontato il genocidio armeno, ricordate le atrocità dell'ex Jugoslavia? Questa è la domanda che pone a tutti appunto la scrittrice. Troverete un'intervista a firma di Maria Berlinguer proprio appunto ad Arslan in questa edizione del Corriere delle Alpi. Ma andiamo avanti con le notizie che riguardano in questo caso il Veneto. La mamma dei poliziotti di quartiere, Daniela Stradiotto, padovana, ora ai vertici della polizia, e la creatura che ha plasmato. Entrai con il primo concorso aperto alle donne, così ho resistito in un mondo maschile. Altra intervista che avrete modo di leggere in questa edizione del Corriere delle Alpi. Adesso entriamoci alle notizie dedicate prettamente alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 16. Case, prezzi all'insù, il 5% in più in 6 mesi, ma ora la domanda sta rallentando. Dopo il boom della pandemia, più 15% delle compravendite, burocrazia e costo delle materie prime frenano gli affari. L'articolo a firma di Francesco Dalmas, che ha intervistato Giuliano Dalmagro, presidente provinciale della Fiaffa, al punto della situazione. A Belluno l'usato vale fino a 1.300 euro al metro quadrato, Cortina 10 volte di più, Sospirolo e San Gregorio nelle Alpi tra le più economiche. E negozi sfitti nei centri storici, trasformiamoli in appartamenti. La FIAIP chiede un tavolo di concertazione ai candidati sindaci di Belluno e Feltre.
E adesso un'altra notizia che ha avuto un richiamo dalla prima pagina: boom di donazioni nell'Associazione Bellunese Volontari di Sangue di Belluno, ma in provincia persi 640 volontari. Nel 2021 la sezione ha raggiunto le 1834 sacche di sangue. Paolo Foppa: ma non trascuriamo il ricambio generazionale. Stiamo cercando di rimettere in piedi varie iniziative per la promozione del dono del sangue in tutto il territorio. E ancora dal capoluogo, l'ANA è disponibile a creare i riservisti DEPRA pronti a fare formazione. Saranno 10.000 i volontari con compiti di protezione civile. Domenech: non un ritorno alla leva ma una opportunità. Questa è la dichiarazione dell'onorevole Roger Domenech. Presenti 41 gruppi su un totale di 44 all'assemblea anche per parlare della dunata prevista a Rimini in maggio. Ovviamente si parla della dunata nazionale degli alpini. E adesso la rubrica Vivere l'Agordino. Andrea, il falegname che legge le tavole e le venature del legno ti dicono come usarlo. 27 anni, ha aperto la sua industria a Selva di Cadore e dovevo decidere se comprare casa o aprire il laboratorio. L'intervista la trovate appunto in questa edizione del Corriere delle Alpi. E adesso un fatto di cronaca: l'incidente, siamo a pagina 20 del Corriere delle Alpi, cade dalla bici e batte la testa, è gravissima. Una ragazzina di 14 anni stava facendo un'escursione insieme al padre, è ricoverata in terapia intensiva a Padova. L'articolo a firma di Alessia Forzin: cade dalla bicicletta mentre fa un'escursione con il papà e batte violentemente la testa. Una ragazza di 14 anni di Pieve di Cadore è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Padova, dove lotta fra la vita e la morte dopo l'incidente successo ieri pomeriggio a Perarolo. Erano da poco passate le 14 di una domenica assolata, la ragazzina si trovava con il papà, i due stavano facendo un giro in bici da Pieve di Cadore, dove abita, lungo la Cavallera fino ad arrivare nel cuore di Perarolo, quando la piccola ha perso il controllo del mezzo. Difficile dire cosa sia accaduto. Il padre si trovava davanti, ha sentito il rumore della caduta e quando si è girato la figlia era già a terra. Cadendo la ragazza si è procurata un serio trauma cranico. Notizie dal Feltrino, pagina 21, l'indagine, un sopralluogo alla Bettini Bike prima del colpo al negozio di Feltre. La banda delle biciclette era passata dal capoluogo, la stima dei danni al GR Bike è superiore ai 70.000 euro. Ed ecco appunto due sequenze che rappresentano il momento del furto delle biciclette avvenuto al GR Bike di Feltre. Rec, graffi sui telai delle biciclette recuperate dal furgone dei ladri, dovrò svenderle. Siamo arrivati alla rubrica Cultura e Società. La vita di Ligabue nelle mie matite, in fondo è la storia di uno come noi. Graphic novel, esce da Becco Giallo, la biografia illustrata del cantautore con i disegni del padovano Simon Panella, che è anche musicista. E la rubrica Giorno e Notte, la rubrica dedicata alla cultura in provincia di Belluno. Fino all'alba inno di Milano Cortina 2026, Stefani in pole per suonare alle Olimpiadi. Amadeus ha proclamato il vincitore del contest, il Conservatorio di Treviso e Belluno si candida per un ruolo illustre. La festa dell'8 marzo per nozze, testo del 1848 che parlava di donne, se ne parla domani al Fulcis. Venerdì a Feltre invece un incontro sugli ebrei e la loro persecuzione. E adesso le pagine dedicate allo sport. Come sempre l'edizione del lunedì è ricca di notizie sportive. Incominciamo con il calcio di Serie D, la 23esima giornata. Dolomiti, meraviglia di Raimondi, basta stendere San Martino. Prestazione sottotono dei bellunesi contro l'ultima della classe e i 3 punti che avvicinano al quinto posto del Caldiero. Tanti errori, poche idee, molto acido lattico per le 3 partite in soli 7 giorni. E questo è il risultato finale: Dolomiti Bellunesi 1, San Martino 0. Andiamo avanti con lo sport, calcio di promozione. Limana Cavarzano resiste in testa con il gol di Solagna, pareggio in rimonta per gli uomini di mister Partelli. La Giulia Sagittaria, prossima avversaria, aggancia i bellunesi 1-1 tra Limana Cavarzano e il Cairano. Ancora dalla promozione, il Fioribarp fa brindare il Conegliano, il portiere Brino la combina grossa, niente da fare nemmeno contro i trevigiani. Oltre alle assenze, i bellunesi sono rimasti in 10 per 3/4 di gara, 0-2 tra Fioribarp e Conegliano. Prima categoria, magia di Bezzi, il derby a Longarone Alpina, una rete in acrobazia dell'esperto attaccante condanna alla sconfitta un Borgo Valbelluna a cui non è bastato l'orgoglio. 0-1 il risultato finale tra Borgo Valbelluna e Longarone Alpina.
Ma andiamo avanti con la seconda categoria, rigore di Dauda, l'Arsie vince a Ponte nelle Alpi, il Castion passa anche a Tarzo, 2 reti del Gemelle Altambre, Parigi, Alentiai, Arten, Fara dal Pago e Vittorio Veneto. Ed ecco i risultati: 0-1 tra Ponte e Alpi Arsie, 0-1 tra Tarzo e Rivinelago Castion, 1-1 tra Alentiai e Gordina, 1-1 tra Fulgol Farras Spirolese, 1-1 tra Itla Santa Giustina e Juventina Mugnai, 0-0 tra Artene e Vit San Giacomo, 2-0 tra Gemelle Tambre, 3-2 tra San Lazzaro Santa Croce e Lamonese. Ancora terza categoria, Sois, 3 gol e primato in condominio con il Nogarè, l'Alpes Cesio vince lo scontro diretto con il Comelico ed è terzo della classe. Nel girone bassanese il Pedavena è secondo. Ecco i risultati: 0-3 tra Limana Cavarzano Sois, 0-2 tra Nogarè e Valzoldana, 4-2 tra Piave e Plavis 2021, 1-2 tra Comelico e Alpes Cesio. I tornei giovanili Under 19, derby alla Gordina, 2 reti al Cadore, pari della Dolomiti, giornata no per Alpago e Cavarzano, Limana nei provinciali continua la marcia del Fiori Barp. E ancora Under 17 Elite, cade la Dolomiti, goleade di Alpago e Academy, Under 16 bel successo della Dolomiti Bellunesi che mette sotto l'Union Pro. Per quanto riguarda invece il CSI è ripartita la serie A1, ok, la prima per Sottocastello, Chies Olfit e Sovramonte. Continuano i risultati dei tornei giovanili, siamo agli Under 14, Tris della Dolomiti Bellunesi, Under 15 regionali, derby al Cadore, 3 punti d'oro del Castion, cade l'Academy. Per quanto riguarda il calcio femminile, Keralpen in chiaroscuro, una vittoria e una sconfitta. Questo risultato: 4-3 tra Keralpen e Condor SA, 2-4 tra Keralpen e Spal Cordovado. E dopo il calcio passiamo alle Paralimpiadi di Pechino, Paralimpiadi invernali del Silvestro, quarto in supergigante, il bronzo sfuma per 9 decimi. Ottima prova dell'atleta cadorino che sfiora il podio, ci riproverà questa notte in combinata. Gran Premio Latte Busche, è di Cestari l'unico podio, il successo nella finale dello sci nordico è del 2 Asiago Valpadola, quarta società dietro Bosco e Orsi Bianchi. Ancora dallo sci alpino la finalissima festa del Druscier al Gran Premio Latte Busche 2022, AD Asiago sul podio anche SC18 e Limana, grande 2 giorni giovanile sul Monte Verena, sul podio più alto Zanardi, Tassi di Gallo dal Farra, Esposito e Fiorini. Passiamo adesso al volley, Serie C femminile, il GS Sedico rimonta e festeggia nel derby, il Feltre parte forte nel primo set, poi emerge la maggiore esperienza e il tasso tecnico di De Barba e compagne, 3-1 tra GS Sedico e Rurale Feltre. Ancora volley, Serie C femminile, troppo forte la capolista e Limana lotta ma non basta. La corazzata padovana Team Volley si impone in scioltezza in 3 parziali. Sabato l'attesa sfida contro la seconda squadra del Limonco Conegliano. 0-3 tra SC Limana e Team Volley. Basket Serie D, Valbelluna, successo ai playoff nel cassetto, battere il Priula non è stata una passeggiata per i bellunesi, coach Bonivento serviva solo vincere, l'abbiamo fatto, 65-62 tra Veneta 21 e Priula. Rugby, cuore granata e disciplina, Feltre la spunta sul Trento, la 15ª di Coppa, concede troppo nel primo tempo ma poi ribalta il risultato, decidono la meta messa a segno da Perotto e il piede caldo di Sartor, 10-9 tra Feltre e Trento. Orienteering, Feltre invasa da 400 bussole, mappe, Tait e De Biasi, i migliori nelle categorie elite. Buoni risultati per i ragazzi del Fonzaso, organizzatrice dell'evento, e della Dolomiti, le 2 società bellunesi al via. E ancora sport, sci alpinismo, campionati italiani De Silvestro, Freccia Tricolore, vinto il derby delle Stellette contro la Lombarda Murada. Corsa in montagna, primi del Pero e Bertolini, Scribania di bronzo nel gelo di Misurina. Mountain bike, Speccia e Marchette, feltrine da podio agli internazionali di cross country. Calcio di Serie A, il Milan sbanca il Maradona, Giraud la prodezza vale la vetta, 0-1 tra Napoli e Milan. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. All'inizio giornata poco parzialmente nuvolosa, dalla mattina nuvolosità in diminuire fino a cielo sereno, poco nuvoloso per passaggi di velature. In precipitazioni in prevalenza assenti, salvo probabilità bassa di qualche fiocco di neve sulle prealpi fino al primo mattino. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming e domani mattina all'1 Orolocale Italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.